Professor Carlo Buratti, a lei la parte più dolente forse o più interessante secondo dei punti di vista, che è quella nell'ambito della nostra Costituzione, dell'ordinamento vigente, quali basi finanziarie per l'autonomia, una volta che finalmente i benefit si siano espressi, lanciando una grande sfida alla politica regionale che sino a qui ha un po' dormito e anche alla politica nazionale che sente più forte la voce del Veneto. Quindi quali sono le prospettive, le possibilità e le opportunità? Grazie onorevole. Vorrei sconfinare un po' questo argomento per riprendere qualche stimolo che è venuto dagli altri relatori. Cominciando dal referendum, è una cosa giusta, santa, utile, però non bisogna secondo me illudersi sull'apertura della Corte Costituzionale che ha detto sì, si può fare il referendum, ma prima di fare domanda l'applicazione del 116 che dà forme maggiori di autonomia, non dà l'autonomia di Trento e Bolzano, cioè non sarà un referendum per dire vogliamo essere come Trento e Bolzano, vogliamo il 90% delle risorse, o magari il 100% delle risorse prodotte in dopo, no, perché se fosse così non avrebbe nessun risultato pratico. Io non sono un giurista, ma leggendo senza Corte, mi pare che la Corte abbia detto sì, prima di è legittimo chiedere maggiori funzioni in base al 116 della norma ed è legittimo fare un referendum prima di fare questa operazione, no? Per vedere se i cittadini veramente vogliono maggiori funzioni e vogliono lasciare lo Stato. La 116 della norma è un rimandello secondo me abbastanza potente per scarminare un po' l'attuale sistema e aumentare l'autonomia, perché l'elenco di funzioni che possono essere ottenute è abbastanza ampio con il 116 attualmente in vigore. Dopo la riforma Renzi e Renzi-Boschi, se questa passerà al referendum, l'elenco sarà un po' più ristretto, ma non di tanto. E le regioni dovranno avere le stesse risorse che lo Stato oggi spende per quelle funzioni nuove che ricevono, no? Questa è sempre stata la logica, la procedura del decentramento amministrativo, quindi della Bassanini, no? Per i comuni, per le regioni. Però è tutta una questione di contrattazione, bisogna stimare, bisogna stare molto attenti, perché ovviamente il Tesoro, il Ministero dell'Economia, interessa sottostimare spesso il territorio, bisogna stare attenti a non prendersi qualche fregatura. E bisogna anche spingere per ottenere entrate di carattere tributario, soprattutto entrate che hanno una loro dinamica nel tempo, per cui gradualmente potrà anche venire fuori un maggior beneficio sul lato delle entrate, no? Acquisendo queste posizioni. Sembra che non diano trasferimenti, contributi, ma diano invece basi imponibili, quote di tributi, specialmente se danno quote di tributi non si arrivano sulle aliquote, delle edizioni, eccetera, eccetera. Le regioni speciali sono anacronistiche, però purtroppo è difficile eliminarle, sono previste dalla Costituzione, perché per Trento e Bolzano c'è un trattato internazionale, c'è la garanzia dell'ONU. Sarebbe più facile certamente togliere l'autonomia speciale alla Sicilia, come è stato prospettato, alla Sardegna, forse anche al Friuli, perché lì le minoranze linguistiche ci sono pochine. In Trentino, Alto Adige, ci sono minoranze linguistiche forti, se non dimentichiamo che una parte degli austriaci è stata inglobata nell'Italia dopo la guerra, la grande guerra, no? E quindi molto assolutamente il governo italiano mise insieme ai tedeschi una quale quantità di italiani, no? Che hanno una regione più attuale, ma lo scopo è proprio quello di dare un'autonomia formale, sì, però insomma che non ci fosse il governo di questa
siccome la popolazione tedesca è comunque una sua intelligenza, a quel punto sono nate le province autonome, Veneto e Bolzano, che hanno svuotato le competenze della regione. E la regione che ormai è una sovrastruttura che potrebbe anche essere eliminata, no? Ma non viene eliminata, perché se venisse eliminata la provincia di Trento non avrebbe regione perché sono una provincia autonoma. Questa è la mia interpretazione. Perché a Trento non ci sono minoranze linguistiche, cioè qualche ladino, sono minoranze certo non numerose, che non giustificherebbero l'autonomia. Quindi io credo che si potrebbe fare qualche cosa per ridurre insomma, queste autonomie speciali e ridurre il grande divario con le altre regioni. Questo è un fronte. L'altro fronte è quello del 116 del Stoccolma, che consentirebbe di aumentare l'autonomia delle regioni ordinarie, quindi creando un continuum dalle regioni ordinarie in senso stretto come la Calabria, la Basilicata, la Campania, dove non è opportuno aumentare l'autonomia assolutamente, semmai si potrebbe ridurla. Io ho anche sostenuto che ci dovrebbe essere un 116 terzo comma che funziona anche alla rovescia, perché dovrebbe essere anche possibile ridurre l'autonomia di queste regioni. Io non vorrei sbagliarmi, ma a me pare che la sanità sia nello statuto della Sicilia, ma che in realtà non sia mai stata veramente regionale, perché lo Stato non si è mai fidato di della Sicilia. Potrei non essere aggiornatissimo forse, però insomma ho questo ricordo. Allora, noi dobbiamo riconoscere che l'Italia è fatta da territori molto diversi, che hanno sì, redditi per abitanti diversi, ma anche capacità amministrative diverse. E hanno anche, diciamo, capacità imprenditoriali diverse. Allora noi dobbiamo valorizzare le diversità. Perché si richiede l'autonomia? Per valorizzare le diversità. Secondo me i territori che sono in grado di correre dovrebbero essere lasciati di correre, no? I territori che sono in grado di crescere, di produrre reddito, ricchezza, dovrebbero essere lasciati in grado di correre, perché poi da questo maggior reddito prodotto beneficiano anche le regioni attraverso la distribuzione del gettito fiscale. E purtroppo, come diceva il collega Antonini, noi abbiamo avuto finora una prevalenza di equilibrismo, per cui vogliamo che in tutte le regioni, in tutti i territori, in tutti i comuni le funzioni siano offerte allo stesso livello di benessere, il livello essenziale delle prestazioni, che riguardano quasi tutte le funzioni fatte, quelle che incidono maggiormente sulla spesa. Si vuole questo quando la gestione centralizzata di questi servizi non è stata in grado di garantire uguali servizi dappertutto. Quindi è un paradosso, no? Si vuole che dopo il 2001, con la riforma costituzionale che ha insomma, formalmente riconosciuto maggiori livelli di autonomia alle regioni e agli enti locali, si vuole che il livello dei servizi sia assolutamente uguale per tutti gli enti. E secondo me questo è sicuramente sbagliato, non si può raggiungere lo stesso livello di qualità anche perché non basta avere risorse uguali, bisognerebbe anche avere uguali capacità amministrative, bisognerebbe anche avere diciamo, connessioni con una malattia uguale dappertutto. Perché sappiamo che certi governi sono condizionati pesantemente dalla malattia organizzata, bisognerebbe avere capacità amministrativa uguale su tutto il territorio. Questo non si verifica, vedete in queste regioni, nonostante la spesa per certi servizi pubblici, spesa per abitante, sia uguale al nord e al sud, le prestazioni non sono uguali al nord e al sud. Uno studio della Banca d'Italia, di questi li fanno non tanti, fotografava
pubblici, la sanità o quant'altro, la spesa nel mezzogiorno era più alta rispetto al resto del paese e la qualità più bassa. E quindi non si può dire che questo va risolto soltanto aumentando la spesa, evidentemente ci sono degli altri fattori che incidono su queste differenze qualitative e non possiamo continuare a togliere risorse dato che producono valore aggiunto per darle ad altri territori dove non producono valore aggiunto. Questa è l'esperienza, non è un discorso reazionario, sono di destra, secondo me è un discorso ragionevole, in buon senso. Dovremmo togliere risorse da dove producono valore aggiunto per assegnare al territorio dove non sono impiegate bene, dimostrate che non sono impiegate bene. Giungo quindi all'argomento della mia reazione, che è quello della modalità con cui può essere realizzata l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. Quindi autonomia vuol dire soprattutto autonomia finanziaria, autonomia sul lato della spesa e sul lato delle entrate, questo è indiscutibile. È stato rilevato che il nostro paese è molto contraddittorio e si è parlato molto di autonomia e federalismo e poi si parla del contrario. Io vorrei ricordare alcuni punti. Per quanto riguarda la spesa, lo Stato è intervenuto anche dopo il 2001, soprattutto nei confronti dei comuni, ma anche per quanto riguarda la sanità, con interventi specifici, ponendo dei tetti, ponendo obbligo di ridurre certe categorie specifiche di spesa. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di queste procedure, almeno per quanto riguarda gli interventi sulla spesa dei comuni, sostenendo che lo Stato può imporre un contenimento della spesa, no? Può porre dei vincoli di bilancio per esigenze di finanza pubblica, ma non può intervenire per limitare certe determinate spese. Questo è legittimo, però lo Stato non deve farlo. Recentemente lo Stato si è affidato, dopo la legge 42, ai costi standard e ai fabbisogni standard. Questo è un modo più ragionevole per cercare di contenere la spesa, riconoscendo che ci sono inefficienze, in qualche ente, però questo è uno strumento che richiede estrema precisione nella stima di questi costi standard, di questi fabbisogni standard, perché per l'ampiezza dei possibili impieghi che sono previsti dalla legge 42 e tutti i successivi provvedimenti di applicazione, un errore nella stima di questi fabbisogni, di questi costi standard, può comportare delle conseguenze notevoli, quindi conseguenze negative per certi enti. E io non sono del tutto sicuro che questa stima sia in ogni caso una stima, una buona stima dei fabbisogni delle regioni locali. Sappiamo che c'è stato molto ritardo nell'introduzione di questa novità nell'ordinamento, sicuramente incide ancora abbastanza poco nella perequazione finanziaria dei comuni. Ma l'errore secondo me è stato di voler applicare fabbisogni standard a tutte le funzioni, e sappiamo che alcune funzioni non sono facilmente stimabili, i costi di quelle funzioni sono facilmente stimabili, perché lo stesso prodotto, lo stesso output, tantomeno l'output della funzione è facilmente stimabile, e di conseguenza che il costo unitario, il costo standard, il fabbisogno standard diventa molto difficile da stimare. Ma il governo si è mosso con molte ambizioni su questo fronte,
la spesa per quanto riguarda le entrate, la situazione forse è peggiore, perché prima della riforma costituzionale del 2001 le regioni ed enti locali avevano un discreto livello di autonomia, potevano variare le aliquote delle principali imposte, avevano qualche imposta che potevano introdurre in modo discrezionale, qualche altra entrata appunto che aveva natura discrezionale, ma dopo aver varato la legge costituzionale 2001 che sostanzialmente avrebbe dovuto rafforzare l'autonomia finanziaria di questi enti, è cominciato il blocco delle aliquote, no? Da parte dello Stato, poi l'alleggerimento degli IMU, con la legge Prodi, fino alla soppressione dell'IMU sulla prima casa, insomma tutti i provvedimenti contrastanti con la legge costituzionale 2001, che hanno ridotto sensibilmente l'autonomia degli enti locali. Dopo la riforma del 2009, legge 42 del 2009, qualcosa è cambiato perché la legge aveva una sua razionalità. Io non la considero una legge, diciamo, molto ben fatta, anche se ho collaborato un po' alla stesura della legge. Insomma, avevo le mie perplessità e ancora ce le ho. È una legge un po' timida per certi versi, troppo ambiziosa per altri. È una legge che sul lato appunto dell'autonomia tributaria prevede troppe compartecipazioni ai tributi erariali e le compartecipazioni non danno nessuna autonomia agli enti locali e alle regioni, no? Nessuna possibilità di modificare l'aliquota, nessuna possibilità di introdurre detrazioni, deduzioni, eccetera. Inoltre i tributi propri in senso stretto erano previsti dalla legge 42, l'esistenza di tributi propri in senso stretto, cioè tributi nuovi introdotti da leggi regionali erano possibili su materie non già, diciamo, impegnate da leggi statali. Però di fatto questa facoltà era molto ristretta, perché insomma andare a individuare dei campi impositivi non già impegnati da legge dello Stato era molto difficile. Ma l'impianto, insomma, della legge 42 che aveva molti difetti, e però comunque era un quadro che era stato disegnato contemporaneamente in modo complessivo. È stato poi stravolto da una serie di provvedimenti, lo sapete bene, no? Dai successivi governi, a partire dal governo Monti, provvedimenti che sono stati adottati senza più per riferimento alla legge 42, che pure prevedeva la possibilità di decreti legislativi modificativi di quelli precedentemente emessi, modificativi integrativi di quelli precedentemente emessi. Quindi oggi ci troviamo in una situazione che potremmo dire di estrema confusione. Questo è stato rilevato da molti autorevoli osservatori, tra cui la Corte dei Conti, tra cui la Commissione bicamerale, tanto soltanto i soggetti, diciamo autorevoli soggetti, la Corte dei Conti e la Commissione bicamerale del federalismo, che entrambi hanno sostenuto che il federalismo di fatto è stato affossato. Questo, secondo me, è quasi morto del tutto. Invece dovrebbe essere, sempre secondo il mio modesto parere, rivitalizzato. In primo luogo perché l'Italia, come dicevo prima, e come citava anche il mio collega Antonini, è un paese che ha grandi differenze e non possiamo pretendere che tutti abbiano le stesse funzioni e siano capaci di gestire allo stesso modo. Noi già abbiamo un paradosso, che è quello dei comuni, per cui le stesse funzioni sia del comune che ci
ma questo appunto riduce la possibilità di progredire per parte degli impegni, sarebbe in grado di progredire, riduce la possibilità di avere una concorrenza istituzionale tra diverse amministrazioni che potrebbero sviluppare sistemi di gestione diversi, potrebbero fare emergere quelle che noi chiamiamo le best practices, no? Le modalità migliori di gestione, che poi potrebbero essere copiate da altre amministrazioni. No? La concorrenza istituzionale consentirebbe di mettere a disposizione il know-how delle regioni più progredite, quelle che sanno gestire bene, che sanno che sanno creare migliori condizioni per la gestione. Ma bisognerebbe rivitalizzare il federalismo fiscale perché ci serve anche un sistema tributario maggiormente improntato al principio del federalismo fiscale, che consenta cioè il controllo della spesa, della dinamica della spesa, il contenimento dei disavanzi pubblici e il miglioramento della qualità delle spese. Un sistema tributario maggiormente improntato al sistema del federalismo fiscale dovrebbe prevedere meno compartecipazioni, perché come ho detto le compartecipazioni sono sostanzialmente un contributo legato al gettito di una certa imposta sul territorio, ma non danno nessuna vera autonomia ai enti locali o regioni. Dovremmo avere più tributi propri in senso stretto, che siano previsti dalla legge regionale. I comuni non potranno mai istituire tributi propri in senso stretto, potranno istituire applicare tributi previsti da leggi statali o regionali, perché non hanno capacità di costruire, no? Ma le regioni sì. Quindi ci dovrebbe essere più tributi propri in senso stretto e maggiori margini di manovra per i tributi propri cosiddetti derivati, cioè quelli previsti da legge statale come l'IRAP, quello per un esempio, o IMU. Più margini di manovra, cioè più possibilità di variare le aliquote, riduzioni, detrazioni, esenzioni, perché l'autonomia si esplica anche attraverso questo. Poi credo che ci vorrebbe una delegazione finanziaria, ma non eccessiva, insomma. Penso che la delegazione finanziaria sia indispensabile in Italia, proprio perché ci sono quelle differenze territoriali molto forti, però non dobbiamo arrivare ad annullare le differenze. Seriamente, le risorse locali sono scarse, le entrate sono minori rispetto alla media, sì, dovremmo avvicinare le entrate del comune alla media, ma forse non ci dovremmo proprio portare su una media. Perché una depressione finanziaria molto spinta ha un effetto indesiderabile che citerò dopo. Un attimo. Non ci dovrebbe neppure essere una sanatoria per gli enti che non gestiscono bene, e anche questo è già stato detto dai colleghi Antonini. Ci sono enti come Catania, Roma, la Regione Calabria, la Regione Campania, che hanno ottenuto miliardi dallo Stato, perché hanno fatto dei buchi di bilancio, perché hanno gestito male. Ora, se noi facciamo già una perequazione generosa per questa no? Non dovremmo porre come Stato, non dovremmo andare a sanare i buchi di bilancio che sono creati dalle alcune amministrazioni, dovremmo essere molto rigidi su questo, perché se no viene meno la responsabilizzazione delle amministrazioni locali. Il federalismo fiscale ha degli effetti positivi se si realizzano certe condizioni. Il federalismo fiscale buono, corretto, può essere sintetizzato in 3 paroline. Non so se queste 3 paroline siano state inventate dai colleghi Antonini, non di quelli citavo molto spesso. Vedo, pago, voto. Vedo,
quali servizi mi offre il comune o la regione, quali servizi, quanto e con quale qualità pago, quindi so quanto pago alla regione o all'ente locale, mettendo insieme le cose decido cosa votare. Se sono soddisfatto del livello dei servizi e delle imposte pagate per quel livello di servizi, confermo l'amministrazione, altrimenti la mando a casa. Però questo bel meccanismo funziona se non ci sono le sanatorie. Un comune che ha della spesa che galoppa e non aumenta le imposte, anche perché non ha la capacità di aumentare le imposte, perché non gli è data questa possibilità di aliquote, non può far pagare al cittadino la cattiva amministrazione. Il cittadino tornerà a votare, probabilmente non si ricorderà della cattiva gestione, no? Si ricorderà che ha avuto servizi migliori che oggi sono costati molto poco, nel caso di molti comuni a mezzogiorno, le regioni a mezzogiorno, e quindi torna a votare la stessa amministrazione con una penetrazione elevata. Quindi io sono un po' reazionario, se mi favorire una penetrazione ridotta, e soprattutto io non sono per niente favorevole delle sanatorie. Se si chiama l'autonomia, le regioni e gli enti locali facciamo una penetrazione sufficiente, sufficiente si può discutere, facciamo una penetrazione, dopo non ci dovrebbero essere sanatorie, perché è vero che il cittadino può subire le conseguenze di questo, ma è bene che sia così, fa parte della politica, fa parte della gestione della cosa pubblica. Perché se non è così, se interviene una sanatoria, poi il servizio è pagato per cittadini in altre parti del paese, quindi non dovrebbe succedere questo. Quali margini di manovra ci sono nell'attuale Costituzione per modificare l'attuale sistema tributario delle regioni e enti locali in modo che diventi più consono rispetto alle esigenze che citavo prima? I margini secondo me ci sono nella Costituzione ancora in vigore, ci sono anche nella nuova Costituzione se verrà approvata dopo il referendum. Perché il 119, l'articolo 119, dice testualmente i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e poi dispongono di partecipazione, ma dopo dispongono di partecipazione a certi tributi erariali riferiti al loro territorio. No? Quindi i comuni, potremmo che ci vorrà le province, insomma, però ci sono in questa Costituzione, comuni, province, città metropolitane e regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Quindi si può fare tutto, è una questione politica, no? Cambiare il sistema tributario attuale, dare una maggiore autonomia alle regioni e agli enti locali è soltanto una questione politica e bisogna lavorare affinché questa impostazione venga accettata. Nella nuova formulazione del 119 non cambia molto, perché si dice i comuni, le città metropolitane delle regioni hanno risorse autonome, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie, dispongono di compartecipazione a certi tributi erariali, riferibili al loro territorio, tutto come prima, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato in fine di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Allora, quello che cambia qui è che dice che questi tributi dovrebbero essere in armonia con la legge dello Stato e quindi il coordinamento della finanza pubblica, mentre nella Costituzione vigente, ancora vigente, non sappiamo per quanto, questi tributi dovrebbero essere
principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Quindi passiamo dai principi alle leggi, perché nel frattempo, se passando da questa Costituzione a quella in itinere, il coordinamento sarà competenza esclusiva dello Stato, mentre prima la competenza concorrente di Stato e Regioni. Ora, cosa cambia passando dalla conformità ai principi di coordinamento con la conformità alla legge di coordinamento? Secondo me non molto. Altri autorevoli studiosi sono molto più preoccupati di me. Franco Gallo ha scritto recentissimamente un articolo solo di 4 ore in cui dice che adesso è finito perché appunto una nuova legge, una nuova Costituzione si passa perché questa, quindi lo Stato con legge potrà limitare al minimo l'autonomia di regioni e comuni. Non so se è così, perché una legge di questo tipo dovrebbe, credo, passare anche dal Senato nel nuovo ordinamento, ma non è così. Da solo un parere superabile. Vabbè. La Corte Costituzionale ha già interpretato in qualche modo i principi di coordinamento della finanza pubblica, quindi siamo già in regime così. Fanno già quello che vogliono, esatto. sempre fatto. Vabbè. Secondo me è una questione politica, se c'è un peso politico. È una questione politica anche questa, se c'è un peso politico si costringe lo Stato a non legiferare in modo molto restrittivo. E il referendum in questo senso va benissimo, va benissimo. Sì, chiudo subito. Quindi l'ultima facciata, mezza facciata. Quindi il sistema tributario può essere ridisegnato, il sistema tributario delle regioni locali può essere ridisegnato senza modificare la Costituzione. Se si trova una maggioranza, ovviamente, se si trova la maggioranza si potrebbe anche sostituire alcuni tributi regionali attuali, tributi con partecipazioni, con un IRPEF regionale, proposta che ho formulato già nel 2009, che hanno gli spazi, per esempio, ovvero si potrebbe spacchettare l'IRPEF nazionale in due parti, una regionale e una nazionale, dividendo inizialmente le aliquote per due, dividendo le detrazioni per due, perché avremo due imposte identiche, ma alla regione sarebbe concesso di variare l'aliquota delle detrazioni entro certi intervalli. Questo darebbe un'ampia autonomia alla regione, non soltanto, ma se noi sostituissimo la compartecipazione all'IVA, che è assolutamente invisibile al cittadino regionale, l'addizionale IRPEF, che è visibile, sì, sono un po' di meno rispetto all'IRPEF che si dà allo Stato, e magari anche l'IVA, che non piace a nessuno, con una compartecipazione, con una imposta regionale di questo tipo, ci sarebbero i vostri vantaggi in termini di trasparenza, e il cittadino vedrebbe chiaramente quanto paga, no? Vedrebbe quanto paga la sua dichiarazione e in termini di responsabilizzazione delle amministrazioni, anche in termini della siccità del gettito. L'IRPEF ha un grandissimo pregio di avere un gettone elastico con la crescita dell'economia, da crescere, quindi non servirebbe neanche aumentare le aliquote perché era subentrante. Con l'economia si cresce da questi benefici. E avevo fatto qualche conticino per sostituire l'IRAP, l'addizionale IRPEF e l'IVA, combattuta l'IVA, l'addizionale IRPEF e l'IRAP sui privati. Bisognerebbe avere un 50% dell'IRPEF attuale, insomma, dovrebbe andare alla regione. Non è impossibile, chiaramente lo Stato farà le barricate, perché l'IRPEF è un'imposta molto importante, un gettito, persino per le barriere normali, però anche lì insomma è una questione di contrattazione
sbarramento totale contro questa proposta, perché si diceva questa è una parte di IRPEF, però forse oggi le condizioni sono diverse. Oggi non ci dovrebbe essere tanta preoccupazione per il fatto che gli enti locali delle regioni non potrebbero spendere di più, aumentare le aliquote, spendere di più e poi fare anche un po' di bilancio, perché comunque c'è l'obbligo costituzionale con l'ultima riforma di Costituzione di pareggiare i conti, per le regioni e gli enti locali, no? Io penso che